Un ultra settantenne della provincia di Udine è stato arrestato in flagranza dalla polizia postale. Nel suo PC migliaia di video e foto pedopornografici con bambini anche molto piccoli. Altro che terzo mandato, fare il sindaco è sempre più difficile, soprattutto nei comuni più piccoli dove già un'impresa a presentare una sola lista. In 8 dei 33 comuni al voto a giugno c'è solo un candidato sindaco. Ospitato a Confindustria Udine Jan LeCun, massimo esperto mondiale di intelligenza artificiale e robotica. Il nostro obiettivo, dice, è ora far sì che le macchine imparino a pensare. È scomparso a 94 anni Ciriaco De Mita, presidente del Consiglio alla fine degli anni 80 e segretario della DC. Ricordo dei politici friulani in una sua intervista a Telefriuli nel 2016 nel quale parlò di Aldo Moro. Continuano le trattative per il nuovo allenatore dell'Udinese, escono dalla conta Zanetti, Inzaghi e Pecchi, avanzano i nomi di Semplici e di Sottili con il solito Maran sullo sfondo. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Aveva in casa migliaia di file pedopornografici con bambini anche molto piccoli. È stato arrestato un ultra settantenne residente in provincia di Udine. Aveva un archivio di materiale pedopornografico costituito da migliaia di file, parte del quale caricato sul cloud, con protagonisti bambini anche molto piccoli. Per questo un uomo ultrasettantenne, incensurato, residente in provincia di Udine, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia. L'attività d'indagine, coordinata dal PM Federica Riolino della Procura di Trieste, è partita dopo la segnalazione di numerosi caricamenti del materiale in una piattaforma di cloud storage. Analizzati i flussi informatici, gli specialisti della Postale hanno individuato l'utente che inviava e riceveva i file contenenti le immagini di abusi su minori. È scattata quindi la perquisizione della casa dell'uomo, dove sono stati trovati diversi dispositivi contenenti l'imponente archivio. L'anziano è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini, svolte con il coordinamento del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online, sta proseguendo per individuare eventuali ulteriori responsabilità. È stato derubato dalle aspiranti collaboratrici domestiche incontrate per l'eventuale assunzione. La disavventura è capitata ad un anziano che aveva pubblicato un annuncio di lavoro per la ricerca di una colf. A rispondere è stata una donna che all'appuntamento si è presentata accompagnata da 2 amiche. Con una scusa la vittima è stata però distratta e alleggerita dai contanti che custodiva nel borsello. A trovare una delle 3 responsabili a bordo di una corriera diretta in Spagna sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Auresina. La cittadina romena di 50 anni, ricercata per condannata a 4 anni e 6 mesi di reclusione per rapina aggravata, è stata arrestata. Approvata ieri sera dal Consiglio regionale l'estensione fino a 3 mandati per i sindaci dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Per le realtà con meno di 1.000 residenti cade ogni vincolo temporale. Via libera al terzo mandato dei sindaci nei comuni fino a 5.000 abitanti, mentre per i municipi ancora più piccoli, al di sotto dei 1.000 residenti, non ci sarà più alcun limite. Sono queste le 2 principali novità introdotte dal Consiglio regionale, passate a netta maggioranza al termine di una lunga e accesa discussione sul capo quarto del DDL Omnibus. L'assessore alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha spiegato che con queste norme ci si adegua a quanto già deciso a livello nazionale sui comuni fino a 5.000 abitanti, mentre la liberalizzazione dei mandati nei microcomuni rappresenta la risposta alle difficoltà di trovare candidature nelle piccole realtà. Critiche le opposizioni, in particolare il PD, che ha lamentato il poco tempo messo a disposizione per una questione così importante. Fratelli d'Italia ha votato la norma, ma auspica la cancellazione del limite di mandato per tutti i comuni. Il Patto per l'Autonomia ha dato il via libera al terzo mandato, ma non alla caduta del vincolo per gli enti sotto i 1.000 abitanti. Gli altri gruppi di minoranza hanno espresso un voto contrario, mentre il PD ha deciso di non partecipare al voto. Il Movimento 5 Stelle ha posto anche il problema della polverizzazione dei comuni, sostenendo che i sindaci a volte finiscono per diventare una sorta di amministratori di condominio. In aula si è parlato anche della nuova legge elettorale regionale. L'assessore alle autonomie locali ha più volte ribadito di aver invitato le opposizioni a riscrivere insieme le regole partendo da un foglio bianco. Il PD ha risposto che non sarà possibile alcuna discussione se la base di partenza sono liste e listini bloccati, eventualità tuttavia smentita dalla Giunta.
Altro che terzo mandato, fare il sindaco è sempre più difficile, soprattutto nei comuni più piccoli, dove è già un'impresa presentare una sola lista. In 8 dei 33 comuni al voto il 12 giugno c'è un solo candidato sindaco. Il Consiglio regionale ha dato il via libera al terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 5.000 abitanti, ma proprio nei municipi più piccoli si fa sempre più fatica a trovare qualcuno che si candidi alla guida delle amministrazioni. La cronica carenza di personale, il carico di lavoro e le responsabilità sono tali che non tutti pensano al secondo mandato e tra quanti hanno accettato questa sfida, al momento in pochi paiono disponibili al tris. Che trovare aspiranti sindaci, soprattutto nei comuni più piccoli, sia quasi un'impresa, lo dimostra il fatto che alle amministrative del prossimo 12 giugno in 8 dei 33 comuni al voto si presenta una sola lista con un unico candidato sindaco. Succede ad esempio a Preone, che conta 266 abitanti, ma anche ad Arta Terme, che di cittadini ne ha 2243, e a Sagrado, dove residenti sono 2236. Questo conferma che proprio nei comuni più piccoli è sempre più complicato trovare aspiranti ai primi cittadini e compilare le liste al loro sostegno. Il record negativo in Friuli Venezia Giulia si è registrato nella tornata elettorale del 2019. Su 118 comuni al voto, 21 contavano un solo candidato sindaco. Il più grande era Coro di Rosazzo, con 3.269 abitanti. In quell'occasione fu eletto Daniele Moschioni, che oggi, sulla possibilità del terzo mandato, dice solo un matto può fare il sindaco, ma non ha senso, continua, che ci siano dei vincoli di mandato vista la mancanza di candidati. Dello stesso avviso Ivan Buzzi, rieletto primo cittadino di Pontebba nel 2019, anche lui è dubbioso sul tris, è un impegno non da poco, afferma. Fare il sindaco di un piccolo paese significa farlo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. La stanchezza si sente sia fisicamente che psicologicamente. Sulle nostre spalle pesano responsabilità e complicazioni di ogni genere, aggiunge Luca Ovan, attualmente al secondo mandato come sindaco di Colloredo di Monte Albano, secondo il quale rendere tutto più difficile anche la carenza di segretari e dipendenti comunali. Io, conclude il primo cittadino, al terzo mandato proprio non ci penso. Oggi è scomparso all'età di 94 anni Ciriaco De Mita, presidente del Consiglio alla fine degli anni '80 e segretario della DC. Sentiamo il ricordo di alcuni politici friulani. Un uomo intelligentissimo, di poche parole, profondo e determinato. È il ritratto di Ciriaco De Mita, deceduto oggi all'età di 94 anni, fatto da Angelo Compagnon, esponente di spicco della DC friulana quando il politico di Nusco era presidente del Consiglio e segretario nazionale dello Scudo Crociato. Credeva nel rinnovamento del partito e ha aperto più di tutti alle nuove leve, dice Compagnon, ovvero ai giovani che avevano maturato esperienze nelle amministrazioni. Fu a Villa Manin nel 1988 quando la DC regionale ebbe, in controtendenza con il resto d'Italia, un grande successo elettorale. In un'altra occasione andammo insieme allo Stadio Friuli per vedere Udinese Avellino, conclude. Dopo la Prima Repubblica, De Mita e Compagnon militarono assieme nell'UDC. De Mita, originario di Nusco, del quale è stato sindaco dal 2014, fu presidente del Consiglio e segretario DC tra l'88 e l'89. A far cadere il suo governo, sostenuto dal pentapartito, fu l'alleato e avversario Bettino Craxi. Esponente della sinistra democristiana, notevolmente autorevole, racconta Ferruccio Saro, ex segretario regionale del PSI, la sua candidatura nacque per limitare il nuovo dinamismo socialista. Gli scontri con Craxi erano epici. Al governo gli successe Giulio Andreotti e De Mita diede battaglia all'asse Craxi-Andreotti-Forlani, il cosiddetto CAF. Tra gli esponenti friulani DC, particolarmente legati al politico di Nusco, erano gli scomparsi Bruno Longo e Adriano Biasutti, ma soprattutto l'onorevole Giorgio Santuz, che fu ministro dei trasporti nel suo governo. Vi proponiamo ora un'intervista, un estratto di un'intervista che Ciriaco De Mita rilasciò a Telefriuli il 22 aprile del 2016 quando venne a Udine per l'intitolazione di un piazzale cittadino a Aldo Moro. Ecco il suo ricordo dello statista e segretario della Democrazia Cristiana. Credo che sia stato, dopo De Gasperi, il politico di maggior rilievo della storia politica italiana. Comincia l'attività politica vera alla fine del centrismo. Quando nel 1953 la legge elettorale che veniva definita truffa ed era una legge normale, e nella Democrazia Cristiana si aprì una discussione se tornare a votare o no, perché le schede nulle erano quasi 1 milione e quindi non era astratta. Lui invece fece una dichiarazione di grande saggezza, diciamo, disse: gli italiani hanno votato bene perché hanno approvato la grande opera di trasformazione fatta dalla Democrazia Cristiana.
ma gli elettori ci hanno anche sollecitato a tener conto delle nuove speranze che nascono e lavorò per convincere i democratici cristiani a fare il centrosinistra. E lui, quando fu eletto, definì la Democrazia Cristiana partito nazionale antifascista e al governo c'erano i democristiani col movimento sociale, e obbiettai sulla contraddizione di questa affermazione. Lui mi chiamò per sapere se volevo chiacchierare con lui, io dissi sì, e la conversazione, che durò 2 ore, si sviluppò su questo argomento. Io dicevo che volevo, lui mi spiegava come si poteva fare. La nuova crisi internazionale fa peggiorare la fiducia delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia, ma il dato regionale è migliore rispetto alla media nazionale. Le imprese infatti riescono a resistere. Il 68% delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia ritiene rilevante e pericoloso l'impatto della guerra in Ucraina sull'andamento della propria impresa, ma solo il 6% intende interrompere rapporti di lavoro, il 18% ridurrà o annullerà gli investimenti programmati. C'è un comparto economico, che è quello del mondo del turismo, che non solo nella nostra regione ma anche nel resto d'Italia sta dando delle soddisfazioni con dei numeri estremamente positivi. Fino al mese di settembre le prenotazioni sono a pieno regime, direi che almeno in un panorama molto complicato questo è un fattore che dobbiamo valutare positivamente. Quando si parla di turismo non si deve fare riferimento esclusivamente alle stagioni estiva e invernale. Quindi una regione che sempre più sta diventando una regione con vocazione turistica, dove il comparto del terziario, l'ha dimostrato anche la Format Research con la sua analisi, è una regione assolutamente resiliente in tal senso, ben al di sopra rispetto a quella che è la media nazionale. L'assessore ha anche ricordato la costante vicinanza della Giunta al mondo dell'impresa. Con l'assestamento di bilancio di luglio la Regione metterà in campo oltre 40 milioni di euro a sostegno delle micro, piccole e medie imprese per aiutarle a far fronte alla situazione di difficoltà che stanno vivendo. Riforma del fisco, contratti atipici, crescita del 50% rispetto al 2019 dei contratti a termine, inflazione sono stati al centro dell'incontro dei 350 delegati CGIL che si è svolto al centro Balducci di Giuliano. In apertura è stata ricordata la figura di Pierluigi Di Piazza. Politica industriale, fiscale, previdenziale, scelte strategiche su sanità, scuola, pubblica amministrazione. Su questi temi la CGIL regionale ha precise proposte da presentare al governo. Per analizzare la situazione contingente e le possibilità di soluzione, oltre 350 delegati hanno partecipato all'attivo regionale del sindacato al centro Balducci di Giuliano, che si è aperto con un ricordo di Pierluigi Di Piazza. Una grande persona, io direi un profeta della nostra regione, che aveva fatto ovviamente della lotta sui più deboli, della coesione sociale, della dignità della persona, i punti centrali del suo agire, punti che ci accomunano. Ecco, un'occasione quella di oggi per parlare della situazione anche della nostra regione. Il 90% delle assunzioni avviene attraverso contratti precari. I contratti a termine di fatto se ne rinnovano pochissimi dentro questa situazione di grande incertezza. Noi abbiamo quasi il 50% in più rispetto al 2019 di contratti non rinnovati, c'è un'esplosione di part-time involontari. Allora è chiaro che c'è una situazione ovviamente occupazionale preoccupante dentro uno scenario preoccupante. Confindustria Udine ha ospitato per la prima volta in Friuli Jan LeCun, uno dei maggiori esperti di robotica del mondo. Ora lavora con Facebook e WhatsApp per arrivare all'obiettivo di permettere alle macchine di imparare a pensare. È Jan LeCun l'ospite d'onore del quarto appuntamento di Confindustria Udine Academy, organizzato a Palazzo Torriani ed aperto al pubblico. LeCun è uno dei maggiori esperti di machine learning e di robotica mondiali, al lavoro per Facebook e WhatsApp. È una persona di rilevanza strategica internazionale nel vero senso della parola. Possiamo dire che è uno di quei pochissimi plasmatori del nostro futuro. Diciamo che senza di lui oggi il mondo non sarebbe quello che è. The next challenge is to get machines to learn a little bit like humans.
La prossima sfida sarà quella di far imparare le macchine, un po' come se fossero animali o umani. In questo momento il motivo per cui si parla tanto di intelligenza artificiale ora e negli ultimi 10 anni è perché siamo riusciti a far imparare alle macchine invece che programmarle, ma il modo in cui le macchine ora imparano non è neanche lontanamente paragonabile a quanto possono fare gli umani e gli animali. I prossimi passi saranno capire come ridurre questo gap, in modo che possano ottenere una sorta di buon senso. Questo è l'argomento su cui sto lavorando ora, come tante altre persone. E quanto manca? We don't know. Non lo sappiamo. Potremmo avere delle rivelazioni nei prossimi 2 o 5 anni, oppure mettercene 10 o 20. La mia previsione però è che vedremo progressi importanti nei prossimi 5 anni. I think we're going to see some major progress over the next 5 years. Migliora nettamente in regione la situazione Covid, sia sul fronte dei contagi, in calo del 34%, che relativamente all'occupazione degli ospedali. Frenano però le vaccinazioni. Sono tutti in miglioramento gli indicatori sull'andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia, dove nell'ultima settimana i nuovi contagi da Covid sono diminuiti del 34,4%, 5 punti percentuali in più rispetto alla media italiana. Migliorano anche i dati sull'occupazione dei posti letto Covid negli ospedali, 9% nelle aree mediche, 1,1% nelle terapie intensive. Anche in questo caso la situazione è migliore rispetto alla media italiana, dove le percentuali sono rispettivamente 9,7 e 3,1. Nella nostra regione i casi diminuiscono in maniera importante in tutte le province, dal 40% di quella di Udine fino al 22% di Trieste. I casi positivi ogni 100.000 abitanti sono 1.744, in discesa ma al di sopra della media italiana di 1.370. Questo è il quadro aggiornato che emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, la quale però sul fronte delle vaccinazioni segnala come in un mese siano raddoppiate a livello nazionale le persone scoperte con la terza dose, sono oltre 4 milioni. Per la quarta dose frenano le somministrazioni, con una copertura al 30% per gli immunocompromessi e al 14% per gli altri fragili. Quanto alla situazione delle ultime 24 ore, in Friuli Venezia Giulia si segnalano 382 nuovi casi Covid a fronte di 6.031 test effettuati e una vittima a Pordenone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, mentre i pazienti accolti in altri reparti sono 99. Collaborazione in vista sullo sviluppo della nuova area per la terapia dei tumori con protoni che sorgerà ad Aviano. Gli esperti del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica lavoreranno con il CRO all'installazione dell'accelerazione di protoni e alla protezione degli ambienti della radiazione nel nuovo bunker. Doppia collaborazione per le cure d'avanguardia sui tumori. Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica e il CRO di Aviano lavoreranno insieme allo sviluppo dell'impianto di protonterapia che sarà realizzato all'interno dell'Istituto Friulano e che consentirà l'impiego di fasci di protoni per il trattamento dei tumori, con le prime cure previste nel 2025. Gli esperti del Centro Nazionale forniranno indicazioni e consulenza sugli aspetti legati alla radioprotezione, ovvero alla schermatura delle radiazioni delle aree adiacenti all'impianto che produrrà i protoni e che saranno frequentate dagli addetti ai lavori e dai pazienti. CNAO è uno dei 3 centri italiani, insieme a quelli di Trento e Catania, in grado di effettuare trattamenti con protoni ed è l'unica struttura in Italia e tra le sole 6 al mondo a poter utilizzare anche gli ioni carbonio, particelle ancora più pesanti e potenti, utilizzate per patologie tumorali complesse. Il CRO è il primo istituto oncologico pubblico ad aver optato per la protonterapia. L'iter di realizzazione è iniziato nel 2020 ed in fase di progettazione esecutiva, che prevede anche la realizzazione di un apposito bunker. L'investimento complessivo per la protonterapia è pari a 32 milioni di euro, è sostenuto da finanziamenti della Regione Friuli Venezia Giulia, da fondi propri del CRO, provenienti dalle donazioni per la ricerca e dal 5 per 1000 dei cittadini. Continua la lotta del Comune di Udine contro la droga e i luoghi di spaccio. Nei prossimi giorni sarà completamente sigillata la scalinata che conduce al sottopassaggio che collega Viale Europa Unita a Via della Cernaia. L'accesso allo stretto tunnel, già sprangato e interdetto al pubblico circa 5 anni fa, da tempo era ormai diventato un luogo di ritrovo per tossicodipendenti e sbandati. Ogni giorno, nonostante le pulizie, i gradini venivano ricoperti da rifiuti, tra i quali siringhe e lattine
lattine di birra, stagnole e anticoncezionali. La situazione è già segnalata dai residenti e dai commercianti di Borgo Stazione, ha messo in moto l'amministrazione. Dopo il vertice che si è tenuto martedì tra Comune, Polfer e Ferrovia dello Stato, ieri si è svolto un sopralluogo per definire le linee di intervento. Oltre all'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, all'ispezione hanno partecipato i referenti della Polizia Ferroviaria, del Servizio Manutenzione del Comune di Udine e della Polizia Ambientale. Proprio l'esponente della Giunta ha spinto per eliminare definitivamente quello che ha definito uno scempio. Serve risolvere alla radice il problema, ha riferito Ciani a Telefriuli, sigilleremo definitivamente la scalinata con una copertura orizzontale. La grande casa dello studente di Viale Ungheria a Udine non ospiterà più universitari, a riferirlo è stato l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, che rispondendo a un'interrogazione ha evidenziato che la Regione sta prendendo in esame altre ipotesi da attivare con i fondi del PNRR. Per funzionare l'immobile, chiuso dal 2017 risalente agli anni 70, dovrebbe raggiungere un indice di vulnerabilità pari a 1 come previsto per gli altri istituti scolastici. L'intervento di adeguamento sismico però si è rivelato troppo costoso. Da qui la decisione di ricorrere ad altre soluzioni economicamente più sostenibili e alla costruzione di nuovi alloggi in aree più funzionali. Al vaglio dell'amministrazione regionale c'è ora la creazione di 90 posti letto nel comprensorio di Rizzi, con l'edificazione di un ulteriore fabbricato in prossimità della casa dello studente Nova Domus Utinensis. Il costo stimato è di 9 milioni di euro. È iniziato oggi il Festival del Cambiamento, 2 giorni di dibattiti tra Gorizia e Trieste, ideati dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia. È partito oggi da Gorizia il Festival del Cambiamento, la 2 giorni di incontri e dibattiti ideata dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia, in collaborazione col think tank di European House Ambrosetti. Sul palco, moderati da Claudio Cerasa, si sono alternati giornalisti come Federico Rampini, firma del Corriere della Sera, docenti ed esperti nei diversi settori, tra cui l'ex ministro dell'istruzione Francesco Profumo, per parlare di quali scenari si stanno concretizzando o dobbiamo ancora attenderci. Un quadro dominato dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina, ma soprattutto dall'innovazione. La Kermesse si concluderà domani mattina a Trieste, nella sala maggiore di Palazzo della Borsa Vecchia. Il Festival del Cambiamento cosa significa per Gorizia e il territorio della Venezia Giulia? Beh, significa intanto cercare di creare un evento annuale dove noi andremo a parlare dei grandi cambiamenti che il mondo ha, oltre che la Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia, l'Italia, in un mondo che sta cambiando in maniera veloce. Noi abbiamo come simbolo un'onda, vorremmo cavalcarla tipo surfarla, e oggi e domani avremo dei illustri relatori che ci guideranno un po', ci daranno il là per cercare di cavalcare quest'onda del grande cambiamento, dal clima, alle guerre, commercio online, crisi energetica, insomma gli argomenti ne abbiamo. Faremo il punto e poi dopodiché vorremmo fare un appuntamento annuale per monitorare il tutto. Tra gli aspetti organizzativi legati al passaggio del Giro d'Italia nella nostra regione c'è anche la sorveglianza del percorso di gara, un compito che domani FFG Strade e Motostaffetta Friulana svolgeranno insieme. Padre, Figlio e Spirito Santo. La benedizione di Padre Gian Antonio, priore del santuario di Castelmonte, a sigillare la nuova partnership tra FVG Strade e Motostaffetta Friulana, che a cominciare dalla tappa di domani del Giro d'Italia lavoreranno assieme per garantire il presidio e la sicurezza dei percorsi di gara in tutte le grandi manifestazioni sportive che transiteranno sul territorio regionale. La Marano Castelmonte sarà dunque solo il primo banco di prova di un accordo ben più duraturo e vedrà impegnati 40 volontari in diversi punti nevralgici del tracciato. FVG Strade in modo convinto, anche da parte del presidente Raffaele Fantelli, ha voluto fermamente questa collaborazione che sancisce una sinergia importante per il presidio e la sorveglianza delle strade durante manifestazioni importanti, quale più importante del Giro d'Italia, e quindi domani Friuli Venezia Giulia Strade assieme anche a Motostaffetta Friulana metterà in campo circa una quarantina di uomini. Saremo a presidio di 6 postazioni viarie a partire da Passo Solarie, Villanova delle Grotte, quindi in 2 punti a Villanova delle Grotte, la viabilità sull'intersezione sulla strada a Basiliano, a Mortegliano, quindi saranno 5 le postazioni complessive. Per 4 giorni Piazza Primo Maggio a Udine si trasforma in Piazza Stiria.
Sindaco Fontanini, inaugurata una festa che di fatto è un evento che è consolidato, questo rapporto fra voi e la Stiria. È un ottimo rapporto, io veramente ringrazio gli amici stiriani che ogni anno vengono qui a Udine a farci conoscere le loro specialità. Tra l'altro quest'anno abbiamo l'onore di avere anche l'assessore regionale dell'Ende della Stiria, siamo veramente contenti di questa presenza e soprattutto di poter gustare i loro prodotti, cominciando dalla birra che è un prodotto importantissimo per l'Austria ma anche per noi. Senta, una prova generale di Friuli Doc? Sì, comincia così, sono feste chiaramente che Friuli Doc porta avanti, tra l'altro la Stiria è da anni che presenta Friuli Doc e quindi i friulani conoscono questi prodotti, li conoscono anche per la loro qualità, per la loro eccellenza e veramente siamo contenti della loro presenza qui a Udine. Assessore, di fatto la sua presenza è stata molto apprezzata dal sindaco Fontanini, qui ci sono le vostre prelibatezze. Per noi è un grande piacere di essere qui perché la Stiria ama Udine e siamo amici. E rimaniamo a Udine perché sabato torna la giornata mondiale del gioco alla sua 18ª edizione. Tutto è pronto per la giornata mondiale del gioco, un evento promosso dall'Associazione Internazionale della Ludoteca fin dalla fine degli anni 90. Nell'occasione il Comune di Udine intende ribadire l'importanza del gioco come attività essenziale per la formazione e lo sviluppo dell'individuo, organizzata dal Comune di Udine con la partecipazione di una 50ina di soggetti differenti, associazioni e privati. E proporranno iniziative di ogni genere per quanto riguarda il gioco, giochi di movimento, giochi da tavolo, quiz e poi giochi di ruolo, ancora degli spettacolini teatrali, giochi sportivi, giochi educativi e poi anche qualche esposizione e laboratori proprio per i bambini, laboratori ludici. E la giornata mondiale del gioco promuove anche il gioco sano e quindi lotta contro il gioco d'azzardo. Parità di genere alla Danieli di Butrio, l'impegno su questo fronte diventa strategia aziendale. L'uguaglianza di genere come strategia aziendale è quanto succede alla Danieli di Butrio, dove sono state messe nero su bianco le azioni da mettere in campo affinché l'ambiente di lavoro sia focalizzato sul Power of Equality. Il Consiglio di amministrazione della multinazionale di Butrio ha infatti recepito il Gender Equality Plan per il periodo 2022-2024, che formalizza le azioni strategiche per raggiungere l'uguaglianza di genere. Si procederà a valutazioni di impatto di procedure e pratiche per identificare pregiudizi. Si individueranno ed implementeranno strategie innovative per correggere eventuali pregiudizi e si definiranno obiettivi e sistemi di monitoraggio degli indicatori di parità. Danieli è una delle aziende firmatarie in Italia dell'United Nations Global Compact, l'iniziativa globale delle Nazioni Unite per il raggiungimento di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Il quinto è relativo proprio alla parità di genere. Danieli in particolare ha definito 5 aree strategiche di intervento, identificando obiettivi, azioni ed attori responsabili della loro attuazione. Si tratta della selezione e progressione di carriera, dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, della parità nella leadership e nei processi decisionali. Altre aree strategiche sono la cultura inclusiva e misure contro la violenza e le molestie di genere. Questa iniziativa si affianca a quelle già esistenti a sostegno della parità di genere, tra le quali percorsi dedicati alla leadership al femminile, supporto alla genitorialità attraverso il progetto educativo Danieli 013 e la promozione di carriere STEM declinate al femminile. Per la pagina sportiva continuano le trattative per il nuovo allenatore dell'Udinese, escono dalla conta Zanetti, Inzaghi e Pecchia, avanzano invece i nomi di Semplici e di Sottil con il solito Maran sullo sfondo. Tra poco tutte le notizie sportive in Sport FVG, grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.